di Facebook. Non ci si può fare a meno, perché in parte crea aggregazione e in parte solitudine. Due facce della stessa medaglia. È anche vero che tutto ciò che va in online deve rispettare la legge. Anche quella normativa statutaria interna a Facebook, ma soprattutto il sano principio del buon senso. Perché tutti i social network sono frequentati da parecchia gente, io direi da tutti, anche e soprattutto dalle persone che non vorremmo avere a che fare, i malintenzionati. Quindi già questo, per una persona razionale, dovrebbe spingere a non pubblicare dati sensibili. Non accettare richieste d'amicizia da persone che non conosci. Il bullismo è un reato, anche quello virtuale. Denuncialo. Non pubblicare informazioni troppo personali. Voi ragazze, state attenti ai ragazzi che vi ossessionano. Rendi pubblico il tuo profilo solo agli amici più privati. Non chattare con troppa confidenza. Non pubblicare foto troppo provocanti sul tuo profilo. Il profilo può essere vero quanto falso. Dietro ad un profilo può nascondersi anche un malintenzionato. Non accettare mai l'amicizia da persone che non conosci.